sulla rivista La Terrazza ha pubblicato la plaquette di poesia italiano Armonie e dissonanze nel 2014, quella in dialetto Ciminacchi, edizione Novecento 2019. Una fanciulla al passo con i tempi, leggermente femminista, ma non diciamo, anzi antimaschilista, no scherzo, solo che insomma non toccate questo tasto con la grazia scudetto. Che ci proponi? Tratta da periferie, che tutti avete, credo, la pubblicazione, credo che ce l'avete tutti. La poesia si intitola Apocuretta celeste. Cerco, da sta vecchia cascia, a Milano Cheita, i carte scuri, i pezzi accumulati, toppettole di legno, bottone baraccamare, salvati, perché magari a giorno. Oggi ne esce una coloretta, la ricerca. Acciò cose sempre diverse. Quando si smuove a vita, ne esce sempre una novità. E Michelina Menor ci farà ascoltare in lingua italiana. La cartellina celeste. Cerco in questa vecchia cassa, muovendo le dita, le carte scolorite, le stoffe colorate, trottole di legno, cotone per ricamare, conservati perché magari servono. Oggi è uscita una farfallina con le ali celesti. Trovo cose sempre diverse. Quando si muove la vita, esce sempre la novità. Adesso un'altra poesia tratta dalla periferia. Noi aspettiamo, prendi il telefonino tranquillamente. Cose apparentemente umili, di poco conto. L'autrice affronta con connaturato understatement e minimalismo un mondo domestico e affettivo che ci viene restituito con tutta la sua sapidità della voce. È un tenue e tuttavia sicuro colorismo sentimentale. Ecco allora come una cotturetta, nel diminutivo basconiano caro alla tradizione dialettale, esce per realtà e per incanto da una vecchia cassa di oggetti e di ricordi. La cotturetta è una farfallina, immagine lieve e delicata di autentica poesia. Grazie. Allora adesso il premio verrà consegnato non è finita, dal professor Marcello Teodomiro, presidente e fondatore del Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli. Una lattina, ma guardate, vogliamo tutti sapere che cosa ha in mano. Una lattina del pregiato olio extravergine di produzione della ditta Montanaro Comparelli e libri editi da Edizioni Confini, 43 poeti di Schitella, e Simina d'inverno, Semina d'inverno, di Patrizia Sardisco. Quindi è tempo di gustare, mangiare l'olio, come si dice, e leggere, insomma. Benissimo, grazie, un applauso alla nostra Grazia Sumeri. Ora accogliamo il finalista Gianni Iasimone. Gianni Iasimone, poeta, performer, attore, regista, fotografo, autore di video e testi teatrali, studioso di tradizioni popolari. Nasce a Pietro Vairano, un piccolo centro dell'Alto Casertano. Laureato in danza a Bologna, ha conseguito un master in poesia contemporanea presso l'Università di Urbino. Ha pubblicato varie raccolte, tra cui nel 2005 il poeta metafisico Il mondo che credevo, finalista al premio Pasqua nel 2006, secondo classificato al premio internazionale di poesia Città di Marineo 2006. E il recente Canzoniere, la quintessenza 2018, suo anche stato critico Mondo Punto. Il racconto orale come strumento creativo e comunicativo. Attivo come operatore culturale, collabora con alcune riviste e portali online ed è tra i fondatori dell'associazione Microcosmos di Rimini, dove attualmente vive. Il dialetto usato da Gianni Iasimone è quello dell'Alto Casertano, una variante arcaico-periferica della lingua napoletana. Allora, il signor... Quindi legge uno dei suoi testi che si può trovare su Periferia. Sì. Grazie, buonasera a tutti. Leggiamo prima in italiano, così poi possiamo gustare
Le stelle spente. Quando arrivi al crepuscolo, sulla vecchia strada per la stazione, prima dell'ultima curva, il paese, nascosto dietro lo sperone del Calvario, in alto sulla montagna dei nostri giochi, all'improvviso appare abbandonato come dopo un cataclisma, ma è solo un'impressione. Più vicino si vede il paese più recente, si stende soprattutto in pianura, come una bufala sul fango, sospesa, senza fondamenta per le stelle spente. Grazie. E stella stutrata. Quando arrivi prima stasera, tra via Lecce la stazione, prima e l'ultima curva, il paese, a nascusa alle Sassuolo di Calavaria, auto, in coppa a montagna di pazzie nostre, all'intrasalta compare abbandonato, come roba no cataclisma, ma è solo un'impressione. Più vicino si vede il paese a giorno, che si stende soprattutto per la pianura, come una ufera o paluta appesa, senza fondamenta e stella astutata. Grazie. Gianni Biasimonio. La presenza materna, l'idioma e la memoria abita i luoghi che parlano al poeta e dei quali il poeta scrive. Il tempo a misure proprie si arresta, poi riparte, va a ritroso, torna nella ormai disabitata casa d'origine. Scusate, ho perso un filo. Il tempo riparte, va a ritroso, anche nel ricordo di chi avverte vivo lo strappo dell'assenza. Poesia dolente di chi torna nell'ormai disabitata casa d'origine, di chi, con l'esercizio di pazienza ereditato da un mondo che non c'è più, si produce nella pratica insistita di restituire vita alla vita, risistemare i vasi e le piante, potare la siepe, un'eredità di voce, di pratiche, di movenze e di affetti che rendono più confortevole il presente. Poesia dura e lieve, essenziale e sapiente, in un dialetto aspro, congruo, emotivo. Il premio, che consiste in una lattina, un intrecciato olio extravergine di produzione della ditta Montanaro Copparelli, i libri editi da Edizioni Ecofine, 43 poetiche di Schivella e Semina d'inverno di Patrizia Salvisco. Gusterai tutta la nostra salute, caro Gianni Biasimonio. Complimenti, pacca con le parti, strette di mano. Perfetto, grazie. Siamo arrivati al terzo classificato. Prima vi dico due note, poi il vero nome, tanto lo conoscete tutti. Nasce a Senigallia, dove vive, laureatosi in lettere all'Università di Bologna con una tesi sul poeta rinascimentale in lingua latina Francesco Orsini, è studioso di storia e letteratura locale. La sua ultima pubblicazione è l'edizione Princeps, la prima edizione a stampa degli Historiano Libri Duo di Pietro Ridolfi in storia della città di Senigallia e della sua diocesi, Senigallia 2017. Scrittore, poeta e lingua in dialetto, dal 2006 è fondatore del blog letterario Libri senza carta. In veste di regista e attore ha realizzato un adattamento in versione teatrale del Pluto del Sofano del 2006 e dell'Anna Bolena di Benedetto Rassini del 2010. Dovrei leggere veramente moltissimo. Siamo stringati, ha curato l'antologia di racconti da Shoah del 2012, 3 maggio 14, tutti i gusti storici gelati 16. Sul poesia in dialetto sono presenti i poeti dialettali di Senigallia e i poeti neodialettali marchigiani del 2018. Non può essere che Antonio Madamma. Sì, ecco, allora ce l'hai, periferia perfetto, eccola, no, sì. Prego, prima in italiano allora.
del cespuglio, bagnato dalla pioggia, si incontra un'altra pazza genia che avanza scivolando con la lingua, di foglia in foglia, e con una voglia diversa, perché è solamente il fresco ciò che dà loro piacere. La gente che quando parla sta sul lago potrebbe chiamarle anche lumache, ma chi è ben stupito le chiama giuliole. Se le vuol prendere, non provandone disgusto, le vede sempre schiumare. Tutto all'intorno e tutto. Il giorno si porta un piede d'uscio, dentro il quale spesso si ritirano. Quando sono stanche o impaurite, come si vede accovacciarsi una gallina, quando il sole è tramontato al chiaro di luna, di foglia in foglia, le prendi ad una luna e tutto è asciutto, quello che la lingua tinta come un inchiostro che si innargenti ad un lume. Bene, complimenti, grazie anche a Michelino Menò che ha letto in italiano, adesso ascoltiamo il dialetto. E giudiola. Se il sole non torna, e invece se la piova, dopo da un po' fuori dalla fratta, molla, se la trova un'altra specie matta, che spigia sa la lingua da foglia in foglia e sa una voglia nuova, e suona fresca, fior mia, e quel chi ancora. La gente che quando scorre sta sul vale potrebbe chiamarla ancora allunata, ma chi è istruito la chiama giudiola. Si porta il telefono e non è schifa, lo vede sempre intorno a fare la buffa e tutto il giorno si cambia la coccia da dria, dove s'artilano su letto, quando è strano spaurita, come fa la cioccia. Ma sì che l'uomo è stento, al chiaro della luna, l'arcoi, da foglia in foglia, a una, e tutta è sciolta, che la lingua tenta, come l'inchiostro al luna che si innargenta. Meraviglioso. Adesso la seconda poesia, prima sempre sarebbe in italiano, Michelino Menò, poi ascolteremo addirittura in inglese, ma non vi anticipiamo nulla, prego. La civetta, smetti di stridere, zitta civetta, che ho l'anima inclinata, quel che son bene me lo ricordo, dunque piango e mi lamento, e spesso il dolore mi morde, i nostri occhi brillano civetta, come i tuoi, ma non vede, l'anima nostra, se ci vuoi crede, troppa è l'oscurità della notte. La
viaggio che non ci ha portati da nessuna parte. A oggi sarei in statumina sfatta un passaggio carovana in cui e i pensieri, oh, i pensieri salesse, e salesse zero chi lessa in bocca, una parola che da bordella gira in temporeccia ai cibo e a lei passeva dal po' al carovana e fondo di un treno, dove sopra ai salutano, come piazza, un sacco intero, e in zona aperta. Il professor Giuseppe Massara leggerà la traduzione in inglese della poesia Al Carovana. On this fence of the land, an old caravan goes by today, and thoughts you know, the bitter that is in your mouth, with the words I whispered in your ears, at the movies when you were born. And that is caravans in these Legge Manuel Cohen la traduzione della giuria. Elio Spadoni è un poeta di rango. L'eleganza semplice e rarefatta dei suoi versi è un punto di forza. Voce lirico-esistenziale tra le migliori della sua generazione, sembra con questa raccolta essere tornato alle origini intimiste della sua prima stagione poetica. Ad essa sembrano infatti richiamarsi questi versi per concisione e per le accensioni liriche di straordinaria intensità. Al Carovana, breve poesia lirico-memoriale, nella dolente malinconia e nella consapevolezza delle perdite accumulate negli anni, restituisce in una immagine la percezione di un mondo e di un'epoca, la gioventù, l'amore e il cinema, luogo questo di una ritualità sociale e affettiva oggi inimmaginabile. Le carovane in corsa dei vecchi film western in cui l'autore da giovane immaginava di salire al volo non lo hanno portato forse da nessuna parte, se non nei luoghi della cinematografia e della fantasia, delle speranze degli anni giovani, come in una Luziana tratta d'anime e di spogli. La vita si rivela per quello che è, un sogno della realtà, una realtà a lungo sognata, oppure un dondolare in un sonno fatto di acqua, liquido, non prensile, e tuttavia affascinante avventura in un universo sensibile e esistenziale, la cui visionalità si accende di realismo magico e di rara tenerezza, di autorevole intensità. Consegna il premio. Mi tocca questo onore questi sono i progetti tipici di Civitella alla Mantola. Qui c'è l'olio. Lo devi dire tu? Li hai mangiati a memoria, oltre che fare da memoria? Oltre all'ospitalità offerta dall'albergo ristorante Il Giardino, un cestino di dolcetti tipici schidellani prodotti da Alte Dolci di Michela Zignani, una lattina del assaggiato olio extravergine in produzione della ditta Montanaro Buffarelli e i libri editi
abbiamo due brani del gruppo Sangue Mediterraneo e poi siamo proprio